Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi voglio rispondere ad alcune mie amicizie che mi seguono sul tubo e mi hanno fatto delle belle domande. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto vi vuole chiedere di iscrivervi al canale di The Garda Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook, e qui sotto in descrizione vedete i link dove collegarvi, e anche venirci a trovare nel nostro canale di Telegram, dove al lunedì sera alle 20:30 il The Garda Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico gratuito e siete tutti invitati. Bisogna anche dire che ultimamente il De Garda alle 21 con questo gruppo esoterico sta creando un muro difensivo per lo Stivale l'Italia, e quindi siete tutti invitati a partecipare a questa grande opera. Bene, rispondo prima di tutto a Maria Rosa che chiede se è già tutto predeterminato. Allora, personalmente io posso raccontare quello che ho visto. Come radiostesista, chiaramente quando col pendolino si va a fare delle domande sul futuro si capisce che è già tutto scritto, perché il pendolino non è altro che una punta di un grammofono che si attacca al braccio dell'operatore, il quale va a cercare nel suo subconscio quello spazio, quella cosa che succederà. Quindi cosa vuol dire? Che è già avvenuta. Infatti i veggenti usano il terzo occhio per poter andare nel futuro a vedere cosa succede. Quindi cosa vuol dire? Semplicemente che la cosa è già avvenuta. Il problema adesso è capire chi fa avvenire queste cose. Da piccolino, quando parlavo con il capitano degli Alpini di Torino e piangevo perché mi faceva vedere alcune cose che sarebbero successe ad alcune persone, anche se erano persone importanti a livello finanziario, lui guardava il cielo, piangeva e diceva: è Dio che li fa così. Quando ero piccolino anche ho visto una cosa che anche se ero insomma piccolino mi ha fatto riflettere, e cioè mi hanno portato nel passato e mi hanno fatto vedere delle persone che erano veramente povere, povere, povere. Cioè, in quel periodo lì tutti erano poveri, il 99,9% della popolazione di quel periodo lì, anche se erano pochi, vivevano di stenti, di fame, morivano 20 anni, 25 anni per strada di lamenti nelle città. Non esisteva nessun tipo di protezione sociale e praticamente solo i ricchi e benestanti potevano avere una vita che si potrebbe definire adesso al limite della povertà, ma in quel periodo erano proprio i ricchi, no? E comunque mi fecero vedere queste persone che stavano morendo di fame e vivevano male, che in questa vita sarebbero stati delle persone importanti, degli avvocati, insomma persone di grido. E però mi facevano vedere che queste persone si comportavano malissimo, erano diventati proprio, come si suol dire, degli avvoltoi, delle iene, dei vampiri. E io ci restai male perché dico: ma scusa, non si ricordano come erano prima e in questa vita fanno così? E purtroppo poi mi fecero vedere anche dove sarebbero andati a finire. E quindi che cosa vuol dire? Che questa nuova attività, questo nuovo, come si suol dire, trono che avevano in questa vita come notai, avvocati e medici di grido, non era altro che una punizione, perché dopo sarebbe arrivato il basso astrale. Questi che mi fecero vedere erano cabalisti. Erano cabalisti che mi fecero in un certo senso capire che tutto è preordinato e c'è qualche gruppo misterico che può guidare, orientare. E qui mi attacco anche alla domanda di un'altra persona che segue il vostro Marietto, Anna F, che dice che ci sono varie religioni che stanno aspettando tutto il Cristo che viene a salvarli. Allora, bisogna sapere anche una cosa, che di cabalisti ci sono quelli a mano destra, mano sinistra e via di centro della via reale, no? Quelli della via regale o via reale praticamente dicono che il Messia è arrivato nel 1995, ma chiaramente tutti si aspettavano un re in carne ed ossa. Invece nel 1995 i cabalisti hanno cominciato a divulgare la Cabala a tutti quelli che hanno un'anima antica. Quindi se una persona che è un'anima giovane
prende in mano un libro della Cabala non ci riesce a capire niente, perché ci sono dei cancelli dentro la sua mente che glielo impediscono. Questo perché? Perché non è un'anima antica, quindi la Cabala è solamente data ai cabalisti, che hanno un'anima antica chiaramente, i quali a loro volta sanno che dentro i libri della Cabala c'è il Messia in forma spirituale. E quindi è vero che tutte le religioni aspettano questo Messia, lo aspettavano anche i cabalisti, solo che le altre religioni magari se lo aspettano in forma fisica, invece i cabalisti se lo aspettavano esclusivamente in forma spirituale, anche perché tutti i grandi rabbi cabalisti hanno spiegato che sarebbe arrivato questo periodo. Ma perché è arrivato il Messia? Perché fra qualche secolo purtroppo ci sarà un reset. E infatti il vostro Marietto vi ha sempre spiegato che per i cabalisti il mondo venire è già ed è sempre stato in questo, come si suol dire, in questo mondo. Non esiste un altro mondo, non esistono gli extraterrestri, tutto quello che esiste è solo su questa palla. Quindi esistono esistono molti, o meglio, parliamoci chiaro, ci sono 5 gruppi misterici in questo pianeta che lo guidano, no? E alla fine sono tutti cabalisti, quelli fortissimi, che si chiamano poi tibetani o siriani o egiziani, alla fine è sempre la Cabala da cui si attinge. Da piccolino, come esperienza personale, ho visto molti Elim che cercavano di distruggere il Vecchio Testamento, perché i cabalisti hanno nascosto dietro il Vecchio Testamento le chiavi per poter accedere alla Cabala. Ho visto molti, come si suol dire, Elim che se uno conoscesse un Lim e vedesse cosa riesce a fare un Lim, penserebbe di essere di fronte al Padre Eterno. Ma nella realtà anche questi Lim cercavano di distruggere la Cabala. E ripeto, la nostra fortuna è stata che nel 1995, per grazia della Keter, è arrivata la possibilità di divulgare le conoscenze cabalistiche a tutti. Prima era solamente proposte a un gruppo limitato di cabalisti che dovevano ottenere questa conoscenza fino al 1995. Questo 1995 era stato predetto nel 1600 e nel 1700, quando i cabalisti, viaggiando nel tempo, videro che c'era possibilità di far viaggiare in internet questi testi e di conseguenza il Messia. Questo perché? Perché vogliono ricostruire l'anima prima di 600.000 scintille. Quindi tutto il resto, diciamo così, che è una grande favola e quindi è tutto prestabilito, sì. E c'è anche da dire che ci sono entità o persone o anime, chiamiamole come vuoi, che possono in determinate regioni e aree geografiche influenzare fortissimamente il pensiero. Bene, cari amici, il vostro Marietto finisce qui la sua piccola e veloce pillola. Vi ringrazio di avermi seguito fino a qua. Vi chiedo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al glorioso canale di Hildegarda, del vostro Marietto Veneziano, e venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!